Il patrimonio sequestrato supera il €1.000.000. Vi compaiono 11 immobili ubicati a Venezia, Padova e Nuoro, un pubblico esercizio a Mestre, un esercizio ricettivo a Marghera, conti correnti bancari e postali, 30 mezzi commerciali e un immobile adibito ad attività ricettiva. È l'operazione Onda Lunga condotta dalla divisione anticrimine della Questura di Venezia. Al centro della complessa indagine patrimoniale disposta dal Questore e condotta dalla sezione Misure patrimoniali della Divisione Anticrimine, il patrimonio e i flussi finanziari proventi di attività illecita di due italiani residenti a Marghera di 49 e 43 anni, già noti agli uffici investigativi. Risalgono infatti al 2010 le indagini che avevano evidenziato un'organizzazione, di cui si trovavano all'apice, che consentiva a stranieri, mediante dichiarazioni di ospitalità mendaci, di ottenere i permessi di soggiorno in modo fraudolento, dietro pagamento di un corrispettivo. Si parlava di un giro di affari stimato tra i 2.400.000 e i 3.600.000 euro. Per dare esecuzione al provvedimento dell'operazione Onda Lunga sono stati coinvolti 18 poliziotti della Questura di Venezia che hanno effettuato i sequestri nelle province di Venezia e Padova. Altri sequestri nelle province di Nuoro e del Verbano Cusio Ossola sono state condotte d'intesa con le rispettive autorità di pubblica sicurezza.